Una buona domenica telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Una buona domenica anche al vice sindaco di Padova Andrea Micalizzi, ospite quest'oggi nei nostri studi. Buona domenica a tutti voi. Vice Sindaco, cominciamo la puntata di quest'oggi parlando di un tema sempre molto sentito dai cittadini padovani, vale a dire viabilità, perché Padova da questo punto di vista è una città, lo sappiamo, molto delicata, e cominciamo affrontando la questione vedendo una zona di Padova ad alta vocazione viabilistica, per così dire. Stiamo parlando di Padova Est, su cui ci saranno tutta una serie di modifiche, novità da qui ai prossimi anni, però cominciamo con un cantiere che magari sta impattando meno nella circolazione, anche se qualche piccolo disagio, come inevitabile che sia, lo sta creando. Stiamo parlando di via Friburgo, dove sono in corso dei lavori per la realizzazione di nuove barriere fonoassorbenti. Allora, vediamo il servizio, che così facciamo un po' il punto della situazione su via Friburgo e poi lo commentiamo insieme. Lungo via Friburgo è stato realizzato nell'ultimo anno un terrapieno in terra rinforzata alto circa 4,5 metri, una duna di 300 metri di lunghezza, sulla cui sommità, nella parte centrale, è stata installata anche una barriera fonoassorbente alta 2 metri per circa 100 di lunghezza, a cui ha contribuito alle spese anche l'Interporto. I 12.000 metri cubi di terreno servono infatti per proteggere i residenti della Stanga dal rumore dei circa 5.000 treni merci, 14 al giorno, che ogni anno transitano su quel binario. La ditta incaricata ha risistemato anche il marciapiede esistente e ha implementato l'impianto di smaltimento delle acque piovane da entrambi i lati della barriera, lavori iniziati ormai a dicembre 2022 e che quindi da più di un anno costringono via Friburgo a restringersi ad una sola corsia fino all'incrocio con via Venezia. Per ora, anche se visivamente l'infrastruttura è stata completata, non è prevista nell'immediato la riapertura della seconda corsia, e questo perché ci sono altri 100.000 euro di lavori collegati al verde che dovranno essere effettuati. Dal lato della strada la struttura di terra verrà coperta con un rivestimento di edera e per compiere questa operazione la strada dovrà ancora rimanere parzialmente chiusa. Al termine invece si lavorerà dal lato dei condomini, visto che i 119 alberi abbattuti per far spazio al terrapieno e che tante proteste avevano scatenato nel momento in cui era partito il cantiere saranno sostituiti da fusti più consistenti e da un giardino attrezzato. Dal punto di vista viabilistico la strada sarà quindi riaperta alla fine delle operazioni sulla parte di terrapieno che dà sulla strada, dopo Pasqua, fa sapere il Comune di Padova. E in quell'occasione si potrebbe però anche pensare a metter mano anche ad uno snodo che dalla chiusura del passaggio a livello, ormai risalente al settembre del 2019, risulta decisamente pericoloso. Dove via Friburgo si interseca con via Venezia, confluendo in viale dell'Elettronica, le due corsie viaggiano parallele in una strettoia che costringe gli automobilisti provenienti da entrambe le direttrici a frenare bruscamente. Bisognerebbe allargare un po' la sede stradale sulla curva di piazza San Giovanni XXIII per rendere più agevole la svolta soprattutto di autobus e mezzi pesanti. Vice Sindaco, abbiamo fatto un po' il punto su questa zona della città, in particolar modo su via Friburgo, dove il cantiere, come abbiamo sentito nel servizio, sta proseguendo e ci vorrà ancora qualche settimana, almeno per la riapertura della seconda corsia. Sì, è vero, lì la viabilità va ad una corsia. Quella è una zona dove ci sono grandi infrastrutture viarie e non solo, siamo a 2 passi dalla zona industriale, quindi lì le infrastrutture servono anche a movimentare camion. Quindi io lo dico, la città, come dire, ha un pegno con chi abita in quelle zone. E io penso che sia importante che sia stata fatta un'infrastruttura come quella che sta costringendo per alcuni mesi a restringersi, ma per anni, per decenni i residenti di quella zona hanno vissuto con l'impatto del passaggio di via Friburgo, dei treni dell'Interporto, che infatti ha contribuito alla realizzazione di quell'opera. Quindi io penso che un intervento come quello, che non elimina il rumore, lo mitiga, perché non esiste una soluzione che ti mette in una campana di vetro, che ti abbassa il rumore dopo decenni di rumore che superava ogni
misurazione diciamo consentita, io credo che sia dovuto, un po' di pazienza possiamo attenderlo. Stiamo realizzando un'opera che dal punto di vista ambientale migliora di molto la situazione, perché intanto è un terrapieno e quindi segue tutte le più moderne, diciamo, dal punto di vista della sostenibilità, realizzazioni di interventi di questo tipo. Quindi gran parte del rumore viene assorbito attraverso una collinetta che poi ospiterà piante, alberi, arbusti e quant'altro. 119 non erano tutti alberi, erano anche cespugli e piccoli arbusti, ma comunque ripianteremo nuovi alberi, nuovi arbusti, nuove siepi, e sarà anche l'occasione per migliorare e rendere gradevole il giardino che si affaccia a quei condomini che prima avevano quello spazio di verde, che poi però sfociava direttamente su via Friburgo, e quindi si vedevano sfrecciare camion e auto. A breve finisce l'intervento, insomma, sulla parte esterna, va rivestito con dell'edera, e non è solo, diciamo, un aspetto estetico, ma anche di completamento del verde e anche di ripopolamento di verde. Come avete sentito, il servizio era molto completo, complimenti. È stato anche con l'occasione adeguato il sistema di scolo delle acque, anche questo è un tema molto importante di convivenza con il nostro territorio, l'ambiente e l'adeguamento ai cambiamenti climatici. Insomma, quindi un intervento che a tutto tondo restituisce quanto chi abita in una zona così fortemente caratterizzata da grandi infrastrutture, certo, insomma, ha subito in questi decenni. Sull'intersezione che ci siamo permessi di appuntare, magari ci penserete. Avete fatto benissimo, vado personalmente a verificare, ho capito qual è il luogo, magari dopo, siccome siamo qui dietro, tra l'altro, a questi studi, è domenica, mi faccio un giro un po' più lungo, diciamo, più lungo per tornare a casa, e verifico proprio questa manovra. Allora continuiamo a parlare di viabilità proprio di questo comparto della città, Vice Sindaco, perché nei giorni scorsi è stato ospite, insomma, nei nostri studi il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella, in occasione delle elezioni provinciali, perché è risultato il consigliere più votato, e insomma, parlando di viabilità ha evidenziato, insomma, come la provincia possa da questo punto di vista ricoprire un ruolo di coordinamento e di raccordo importante anche per un'opera di cui, insomma, spesso si parla, che è il grande raccordo anulare. Aggiungo io, non c'è solo il grande raccordo anulare, c'è anche l'Arco di Giano, un'altra opera importante per snellire la viabilità di Padova Est, di questa importante zona della città ad alta vocazione anche commerciale, industriale ed economica. Allora, facciamo un attimo il punto, Vice Sindaco, su queste due opere, cerchiamo di capire a che punto siamo. L'Arco di Giano è fondamentale per il funzionamento dell'ospedale, e noi abbiamo accompagnato la scelta dell'ospedale a Padova Est, fortemente voluta dalla Regione Veneto e dal Comune, quando c'era un'altra amministrazione. Noi avevamo un'altra idea su dove posizionare l'ospedale, però il sindaco Giordani lo ha sempre ribadito, e credo che abbia avuto l'atteggiamento più giusto. Era importante chiudere il dibattito sull'ospedale, perché in questa città l'ospedale ha viaggiato tutti i punti della città, combattendo contro l'incapacità della politica di trovare una soluzione. Giordani ha voluto interrompere questo dicendo: ok, avevamo una posizione diversa, ma confluiamo su questa cosa. Quello che ha ribadito il Comune di Padova è che però l'ospedale non poteva arrivare da solo, ma doveva arrivare con le opere come dire, che lo facevano funzionare. L'Arco di Giano è uno di questi. Non possiamo posizionare un grande attrattore di traffico come l'ospedale, che è comunque, diciamolo, insomma,
viva l'ospedale a Padova Certo, Est, perché è importantissimo per la nostra medicina, per i servizi sanitari che diamo ai cittadini, ma se si decide di metterlo là bisogna capire che quella è una zona già fortemente intasata, zona industriale, Innesto 308, Casalò di Padova Est e tutta la zona commerciale, e quindi servono anche le opere. La gente non arriva volando in ospedale, quindi se non si vuole intasare la città, erano queste le nostre perplessità, bisogna realizzare le opere. Quindi c'erano tante le opere previste, il potenziamento della 308, la Regione sento che parla sempre che ha a fuoco questo tema, io sono convinto che lo porterà avanti in modo responsabile. Il Comune di Padova si era preoccupato invece di portare avanti la realizzazione del tram perché si potesse avere anche una soluzione efficiente e forte per arrivare con i mezzi pubblici in ospedale, e lo stiamo facendo. Serve il completamento dell'Arcodigiano, quindi qua provincia, ma soprattutto la Regione, e noi saremo a fianco della Regione su questa partita, deve fare gol e portare a casa i finanziamenti. Giordani l'altro giorno, che su questo è un sindaco formidabile, è venuto Salvini alla manifestazione l'Italia dei sì, insomma, che sta promuovendo il suo ministero a mostrare, insomma, le opere pubbliche sulla quale il governo è impegnato. Giordani ha agganciato il ministro, e domenica lo chiamiamo Sergio così amichevolmente, il sindaco Giordani ha agganciato il ministro sia, come dire, in un incontro che ha avuto in precedenza, ma anche dal palco ha ribadito l'importanza che il governo finanzi 47 milioni di euro quell'opera. E il GRA ci risolve tutto un tema che riguarda l'accesso da ovest alla città di Padova, da tutto il Vicentino. Chi si dirige verso la nostra zona industriale si riversa in tangenziale, in strade, come dire, di ingresso alla città, che poi sono le strade che attraversano i nostri centri abitati, via Chiesa Nuova, via Sorio, tutte le direttrici ad ovest. Su questo però, sindaco, vice sindaco, chiedo scusa, è domenica, l'ho promossa a sindaco, servono soldi e serve un progetto, e mi pare che sul GRA in questo momento siamo un po' indietro. Il GRA è defunto, e qui la Regione deve ritrovare, come dire, l'energia per far ripartire un percorso che ha interrotto, ecco, lo dico in modo educato, però è fondamentale. La vicepresidente De Berti magari ci sta seguendo, quindi lo può ricordare. Lei è sempre attenta, insomma, alle vicende, insomma, padovane, e la collaborazione è sempre ottima. Io capisco anche le difficoltà, insomma, nel far fronte a tutta una serie di cose. Su questa partita, insomma, dobbiamo lavorare con la stessa efficacia di altre soluzioni. Però anche questo tema è importante, perché poi si parla del traffico che c'è in città di Padova, ma Padova è una città che ha 207.000 abitanti e durante il giorno diventa una città da 400.000 abitanti. Questo perché? Perché da tutta la provincia, ma non solo, anche da altre province, perché abbiamo l'ospedale, perché abbiamo l'università, perché abbiamo una zona industriale tra le più grandi, perché abbiamo un interporto formidabile, si riversano tutte queste persone che vengono qui a lavorare. Allora non può essere solo il Comune che con le proprie infrastrutture, con le proprie finanze, risolva come dire, un fenomeno che riguarda un territorio che è molto più vasto. Servono infrastrutture adeguate, serve un impegno perché questa parte del Veneto, che è una parte pulsante, Padova, possa avere le infrastrutture adeguate per far correre la propria economia, la propria economia industriale, ma la propria economia anche culturale e sociale, l'università, l'ospedale, la zona industriale, tutto quanto corre nelle nostre strade. E allora ovviamente continueremo a monitorare anche questa questione, perché la viabilità è fondamentale, cruciale per l'economia e la vita del territorio. Ci prendiamo una breve pausa, al rientro, vice sindaco, affrontiamo un altro tema che vede protagonista anche la Regione, i cui interventi hanno importanti ricadute sul territorio. Parleremo infatti di bacini di laminazione, ma insomma lo faremo tra un paio di minuti, subito dopo un break pubblicitario. Rimanete con noi.